Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questo spazio dedicato a Mixed, la cronaca settimanale della politica e dell'attualità in Friuli, Venezia Giulia e con un occhio anche oltre i sacri confini. Già collegato con noi Enzo Cataruzzi, al quale do il buon pomeriggio e il ben ritrovato Enzo. Oggi facciamo un po' di esperimenti, Enzo. Per la prima volta proviamo il podcast, no? Come si dice in questi casi, cioè la web radio, no? Tanto per provare a vedere un po' così, per sperimentare, no? Viva Dio, le nuove tecnologie questo ci permettono, no? Bene, perfetto. Tanto buon pomeriggio a tutti, vediamo un pochettino gli argomenti di oggi. Allora, io direi di partire con questo clamoroso fulmine, no, a ciel sereno per quanto riguarda la messa in friulano, no? Dal Vaticano arriva una direttiva e dice stop alla liturgia col mensal par furlan. Perché? Ma c'è stata molta delusione, penso anche negli ambienti non solo ecclesiastici, ma insomma negli ambienti friulani in genere, perché si riteneva che questa volta, insomma, Furlan potesse anche là. Ecco, c'è qualcuno che dice che come lingua minoritaria facciamo un po' paura, c'è qualcuno che dice che non si dovrebbe dare l'ok alla lingua friulana, cioè al messaggio, c'è qualcuno invece che ritiene che è una lingua come la nostra, che è importante tra le lingue minoritarie, diciamo così, più importanti d'Europa, ha diritto di avere anche la messa in friulana. Io penso sia così, penso che non infici niente, anzi potrebbe crescere anche l'affezione, diciamo così, popolare, insomma. Certamente che la CEI ha detto ok, ma non bastavano i numeri. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Penso che comunque Ecco, ma sia. secondo te Enzo, è la CEI, cioè la Conferenza Episcopale dei Vescovi Italiani, a imporre il diktat, oppure, diciamo così, oltre le mura di Roma è giunto il messaggio per far sì che la CEI poi abbia di fatto messo in campo questa direttiva? No, non credo, credo che potrebbe essere una battuta d'arresto, diciamo così, diciamo che non chiamiamola una svista, ma dato che la maggioranza assoluta c'era, mancavano qualche voto, insomma i 2/3 arriveranno prima o dopo, probabilmente ci sarà ancora qualcosa da fare, qualcosa da appurare. Io penso che i tre vescovi di Udine, di Pordenone, Concordia Saginaria Pordenone e Gorizia lavoreranno in maniera che arriverà anche la messa, io sono abbastanza fiducioso. Certo è che passerà del tempo, perché sappiamo che in questi casi c'è molta attenzione, ma c'è anche molta insomma, circospezione, vedere un momentino cosa succede. La delusione è stata grande perché dopo tanto tempo che si aspettava, io penso che anche lo stesso Loris della Pietra, che è responsabile della liturgia in Curia di Udine, ha detto che è stata una delusione, che comunque sia si cercherà di recuperare. Io penso sarà così, insomma. Certo. È una Senti, brutta pagina. ecco, diciamo, la Chiesa Cattolica è universale, no? Nel senso che Gesù Cristo ci ha raccontato attraverso i Vangeli che non conta la pelle, non conta l'ideologia, conta la voglia, no? Cioè quello di professare il bene. Potrebbe essere, secondo te, questo un ulteriore messaggio negativo fino a far sì che già le chiese sono poco frequentate ultimamente, sia un'ulteriore spinta a non partecipare alla liturgia? Da No, parte dei penso di no. cattolici praticanti, parlo. No, penso di no, che Friulano tornerà. Io penso che continueranno a dire la messa in Friulano. Io so che per esempio in quel di Milano la messa l'hanno detto nel 2017-2018, anche l'anno scorso, comunque continuerà. Diciamo che non è una cosa ortodossa ancora, perché è chiaro che bisogna avere il timbro della Chiesa Cattolica, ma penso che saranno degli aggiustamenti, probabilmente dovremo aspettare ancora qualche anno, non penso qualche mese, perché non è che si riuniscono sempre l'ordine del giorno con questo. Cioè, tanto Ma per ci essere saranno. chiari, un parroco, diciamo così, un parroco può tranquillamente, se vuole la domenica, leggere e fare la messa seguendo la madrelingua, no?
Ma io penso che in più di qualche chiesa, so che c'è la lettura anche del Vangelo in friulano, per cui insomma piano piano arriveremo. Insomma. Come ripeto, è stata una delusione perché ci aspettavamo che questa volta, dopo tanto tempo, le inglesi furlane potrebbe, insomma, il suo credo è tipo furlano, quello che sarebbe Mhm. stato al di più, insomma, no? Un di più. Ma insomma, siamo fiduciosi, dai. Bene, senti, adesso torniamo invece all'attualità, no? Oggi sciopero generale, confusione generale. Da una parte Salvini esulta perché ha ottenuto il fatto che lo sciopero è stato dimezzato, dall'altra però CGL e Will festeggiano perché hanno portato milioni di persone in piazza con astensioni dal lavoro quasi al 100% per quanto riguarda però il centro Italia. Alla fine, secondo te, cosa emerge? La solita, tra l'altro ricordiamo che la CISL non ha aderito allo sciopero generale. Secondo te cosa emerge da questa situazione? Ma secondo me, intanto, dal loro punto di vista, lo sciopero è riuscito perché è stato fatto al centro Italia, detto bene, dove le regioni rosse sono, diciamo così, più forti rispetto al resto del paese. Però il fatto che la CISL si sia sfilata, ma si sia sfilata non tanto perché non ha voluto partecipare, ma mi voglio vedere perché ritiene che uno sciopero in questo momento non era proprio il caso di farlo, anche perché Però diciamoci la verità, non è stato quello sciopero sperato, nel senso che è vero che abbiamo parlato del 100%, però non parliamo di 1,5 milioni, 2 milioni di lavoratori in piazza a no, San Giovanni non c'è con i sindacati, no? Non c'è più, cioè il sindacato non ha più la forza di prima, certamente forse la CISL, io sono più per questa linea, deve contrattare ancora, qualcosa è stato fatto, non ci sono soldi, questo è evidente, la manovra economica non è bastevole, su questo è evidente, però insomma ci sono anche elementi che sono di strumentalizzazione. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, probabilmente il governo Salvini ha voluto fare una sua, tra virgolette, bravata, mettendo la voce, facendo la voce grossa e dando la possibilità, diciamo così, ai sindacati di battere più di un colpo, perché è evidente, insomma, no? In Piazza del Popolo 60.000, probabilmente saranno stati 40.000 o 30.000, non lo so, insomma. Poi sappiamo che la comunicazione è quella che è in Italia, qualche volta dice che per la questura sono 10.000, dall'altra parte ma non è questo il problema. Il problema è che uno sciopero alla fine hanno manifestato ed è giusto che in Italia si manifesti. Io, fossi stato in Salvini, non avrei fatto un diktat di questo tipo, anche perché è evidente che lo sciopero generale non poteva essere proclamato perché diceva il garante, non c'erano i crismi. Allora, o le leggi ci sono e vengono Mm, rispettate, altrimenti ci sono dei sofismi. Voi avete nominato certamente. quello, sono i nostri, tutte queste sballe qui. Il fatto è Senti, che la sensazione è che la Meloni, almeno dalle ultime interviste che ha partecipato e sulle domande, diciamo, rivolte a lei dai giornalisti, ha un po' eclissato, nel senso, sì, noi appoggiamo la linea di Salvini perché Salvini è un ministro del governo, però della serie si è creato lui il problema e se lo deve risolvere lui. Ecco, questa almeno è la sensazione da uomo di comunicazione. Salvini si è cercato la visibilità anche perché vede che gli argomenti, diciamo così, del ponte di Messina, del ponte sullo stretto, cioè dei vari lavori, dei vari cantieri, non basta la visibilità di un ministro che è vice ministro, capo di un partito, diciamo così, che non è più egemone nell'ambito del centrodestra e quindi in qualche modo cerca anche la visibilità. Su questo, insomma, è chiaro, evidente, no? C'è nessun problema. Ma il problema vero è un altro. Il problema vero è che la questione della Meloni, in questo momento io penso che abbia un centrodestra che non dico che è rissoso, però c'è un po' di fastidio all'interno perché lei tira dritto, insomma, in sostanza, no? La Lega in qualche modo cerca di fare questa compensazione con il leader massimo che ha, anche perché io non ho sentito proferire parola il numero 2 della Lega, che comunque sia il ministro dell'economia, che è Giorgetti, in qualche modo è lui che ha fatto la manovra insieme Mm.
alla Meloni, perché insomma Senti, i finora maligni, permettimi Enzo, i maligni dicono, sì, permettimi Enzo, i maligni dicono che Giorgetti sta aspettando un po' come il cinese sulla riva del fiume, no? Dopo giugno ne discuteremo. ma bisogna vedere i risultati. Certamente i risultati delle amministrative saranno un banco di prova non da poco, intanto per la partecipazione popolare, quanti parteciperanno. Questa è una cosa molto importante perché altrimenti se parteciperà al 40%, sì, la Lega non avrà la sua percentuale, ma sarà la metà della metà. E questo per tutti i partiti, quindi la partecipazione è una Mm, cosa molto importante. Poi è evidente che all'interno del centrodestra c'è questa gara non scritta, ma in passato c'era anche fra il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana. Dall'altra parte abbiamo un centro-sinistra che sta facendo le prove di coalizione, le prove di un campo largo, insomma, no? Vediamo che in qualche modo si capisce che o si mettono insieme e tentano di fare la scalata, che comunque sia, mia modo di vedere, non è nelle corde, e quindi Sindacato in questo momento serve a mobilitare una certa piazza per certo, fare anche la cinghia di trasmissione. Certamente è una cosa da dire. C'è malessere nel paese, la povertà è aumentata, per cui bisogna anche prendere le cose per quelle che sono, perché evidentemente quando noi andiamo a fare la spesa il 10%, 15% in più c'è, insomma, no? Poi è evidente che in questo momento il centrodestra sta cercando di portare a casa il suo programma. Non dimentichiamo che il premierato è un colpo, diciamo così, abbastanza forte sul tavolo, anche se non è il premierato che tutti si aspettavano, i ministri non vengono una volta ammesso nel concesso che venga eletto in Parlamento, perché bisogna vedere cosa farà Forza Italia, perché Forza Italia in questo momento è zitta, è silente, perché non ha una politica ancora, diciamo così, ficcante sugli argomenti, no? Sta andando a ruota. E quindi è evidente che tanta gente non voterà o andrà a votare a seconda che ci sarà un interesse o meno, no? certo. Quindi abbiamo le riforme istituzionali, abbiamo la questione economica che è pesante e poi tu sai anche come me che nella nostra regione tanti sono a casa e tanta gente il malessere lo soffre, insomma, quindi Chiaro, è chiaro. chiaro. Questo è Certamente. il modo. Senti, apriamo invece in settimana, dunque torniamo all'attualità, ma è sempre mischiata alla politica. In settimana, insomma, è scoppiato il caso Monfalcone con la Cisint che attraverso le regole, chiaramente, ha inibito due centri culturali di Monfalcone perché praticamente si svolgeva il ruolo di moschea abusiva. Però l'ECO, permettimi di sottolineare, si è allargato fuori dai confini della Bisiacaria, perché sentendo in giro ci sono altre zone, tipo la Bassa Friulana, dove c'è in particolare il sindaco di Carlino che sta monitorando proprio per evitare che un'altra situazione simile si verifichi nel territorio. Cisin poi che ha partecipato anche a diverse trasmissioni a livello nazionale proprio per ribadire, no, il concetto io vado avanti perché queste sono le regole, no? E chiaramente le opposizioni cercano di screditarne la sua figura come persona, ma anche la sua figura politica, giusto per dire non sapeva cosa fare, si è inventato questo. Ecco, dal tuo punto di vista invece come la vedi? Guarda, il problema esiste, c'è, il problema c'è e minaccia un po' anche le nostre identità, è inutile dirlo. In tutte da una parte abbiamo la faccia bella dell'accoglienza, va tutto bene, però alla fine a Monfalcone abbiamo i residenti, diciamo così, autoctoni, che sono la minoranza rispetto alla maggioranza dei cittadini e soprattutto dei ragazzi nella scuola, cioè sta stravolgendo tutto. No, c'è un globalismo che in qualche modo viene avanti in maniera preponderante. La Cisint è un vero leader, la Cisint è il leader della Lega, il vero leader della Lega. E infatti piace a Salvini perché lei va giù dritta, tranquillamente, è un sindaco amato, secondo me, anche dall'altra parte della barricata, perché le cose Beh, i le numeri fa, sono chiari. è chiaro, e quindi sta sfondando a livello nazionale. Quindi diciamo così, da una parte abbiamo il terzo mandato che Federica sta cercando di fare, ma dall'altra parte abbiamo anche un leader che sta
un sindrome preponderante che è una donna forte, e comunque in una zona dove il partito, diciamo così, l'ex PDS, il partito diciamo di sinistra, aveva l'egemonia, e lei è riuscita a cambiare le carte in tavola, no? Mi pare che davanti agli occhi di tutti. Questo argomento qui è un argomento non tanto pretestuoso, ma un argomento che tocca la realtà quotidiana di quelle zone. La realtà quotidiana vuol dire che lei è davanti a un problema molto serio, è quello di cambiare un po' le abitudini della gente, no? Mi ha fatto impressione vedere la piazza di Monfalcone una sera, non so, un documentario, una specie, una TV nazionale, dove c'erano quasi tutti i rappresentanti dei lavoratori dei Fincantieri che, diciamo, non sono né friulani né bisiacchi, eccetera. Quindi questo cosa vuol dire? Cambia le abitudini delle persone, no? E quindi lei ha dato un ordine ben preciso, le regole vanno rispettate. chiaro. Ma mi pare che la sua tesi è sposata in tante parti d'Italia. Cioè non è che sono fermo alla bisiaccheria. Molta gente non si esprime, ma però molta gente assente a quello che fa lei. Certo. Anche se... Senti, per concludere, sì. Certamente, sono perfettamente d'accordo con te. Senti, andiamo a concludere tornando un attimo, restando sempre sulla politica, però ti chiedo cosa sta nascendo nel Medio Friuli. Voci di corridoio dicono che c'è una specie di implosione interna nel centrodestra, da una parte, io l'avevo previsto ai tempi non sospetti, da una parte c'è Riccardi, dall'altra parte c'è Mario Anzil, dunque Fratelli d'Italia e Forza Italia che si punzecchiano in un'area molto importante e fondamentale per quanto riguarda la semina, no? Perché la pianura e il Medio Friuli è un po' la nostra zona della raccolta del grano, di distribuzione regionale. Secondo te cosa sta succedendo? I fuochi d'artificio li vedremo? Non li vedremo? Sono soltanto, come si dice, piccole anomalie temporalesche fuori stagione? Ma potrebbe nascere anche qualcosa, ma comunque c'è da rilevare una cosa. Da una parte abbiamo l'assessore alla sanità, quindi Riccardo Riccardi, che comunque sia, è un politico ormai di lungo corso, è stato vicepresidente, è stato anche candidato per la presidenza, cioè praticamente è un politico che ha alle spalle un'esperienza, diciamo così, notevole dal punto di vista della gestione del territorio. Dall'altra parte abbiamo un sindaco che si è dimostrato bravo sempre nella zona, che comunque comincia ad avere dei consensi, che ora è vicepresidente della giunta regionale, quindi ha un potere, diciamo così, se non altro anche mediatico nell'immaginario collettivo, che in qualche modo pareggia un po' quello che fa Riccardi. E quindi è chiaro che la zona del Medio Friuli, che è sempre stata una zona di centrodestra abbastanza forte, c'è una contesa per avere il consenso, quindi i voti, e quindi magari vedere se molti comuni possono cadere da una parte o dall'altra. Certamente la questione di Codroipo ci interroga molto, perché insomma Codroipo, la maggioranza uscente ha perso molto la grip, come si dicono i francesi, no? Ma pare che anche l'attuale sindaco abbia beneficiato un po' della rottura precedente, appunto, come dicevi tu benissimo, al centro-destra. Quindi vuol dire che questa faglia, questa rottura sta continuando e potrebbe anche intaccare anche altri comuni. Perché io non mi scandalizzo nel vedere qualche comune che si fa aiutare da qualche lista di centro-sinistra per cambiare la carta in tavola. È sempre successo, sempre succederà. Certamente non è una guerra tra piccoli, è una guerra un po', non dico tra titani, ma comunque sia abbastanza forte. Ecco. Perfetto. Enzo, direi possiamo chiudere qui questo appuntamento settimanale di Mixed, oggi in versione podcast per solo udenti, come si dice in questi casi, ma ripetiamo, sono esperimenti che stiamo facendo anche a livello di comunicazione anche per provare, perché giustamente con le nuove tecnologie bisogna provare per capire meglio il generale. Anche Grazie, gentile. anche in vista del nuovo palinsesto, no? Giusto?
Certo, anche in vista del nuovo palinsesto, perché stiamo lavorando sul nuovo palinsesto, tanto abbiamo anche nuove trasmissioni che stanno uscendo con il nostro marchio, dedicate non solo a livello regionale, ma vedi la Carnia, stiamo lavorando sulla Carnia, stiamo lavorando anche con la tecnologia, con trasmissioni, insomma tutto da seguire. Grazie per la visione all'ascolto, Mixed torna come sempre la prossima sera. Prima di concludere, ricordiamo l'appuntamento di Bertiolo di giovedì sera, perché c'è un importante appuntamento giovedì. Sera c'è un importante appuntamento dove verrà presentata l'anteprima del libro su Tina Anselmi, Tina, una vita per la libertà, dove sarà protagonista io assieme anche a te e ai filmati che presenteremo in vista della presentazione vera e propria del libro, perché il punto di riferimento di Tina Anselmi, che è una donna, la prima donna ministro, la storia, diciamo così, di una passionaria che ha segnato un po' la vita del nostro paese, una madre, come dico io, della libertà. Partigiana cattolica, ricordiamolo anche. Partigiana cattolica che è entrata nel Pantheon anche del centrodestra, quindi è trasversale, e quindi sarà interessante capire un momentino il suo esempio, che cosa ha segnato e quello che segnerà il futuro. Dunque, appuntamento giovedì prossimo dalle 18:30 a Bertiolo, ricordiamo dove? L'enoteca di Codogno, probabilmente sarà presente il sindaco, sarà presente l'editrice, sarai presente tu, saranno presente un po' anche dei personaggi che non svelo ancora, perché insomma attendo conferme. Bene, chiudiamo qui Mixed, noi torniamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che salutarvi e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Mandi.